Giuseppe Di Rosa, conferenza stampa oggi su un progetto che il comune sta avviando, è quello di privatizzare i parcheggi di Agrigento. Ecco, cosa c'è che non va? Perché voi vi state opponendo attraverso anche un'azione legale che farete prossimamente? Ma guarda, intanto non ci opponiamo assolutamente al metodo, cioè alla privatizzazione delle strisce blu. Assolutamente, può decidere quando e come vuole il comune, anche se questo è uno dei progetti che avevo dato al sindaco Miccichè, aveva fatto suoi, l'abbiamo proposto come Mani Libere, l'abbiamo riproposto come Codacons. La non privatizzazione delle strisce blu, ma la gestione delle strisce blu e di tutti i parcheggi, della tassa di stazionamento e dei parcheggi nella valle, era una mia proposta al sindaco Miccichè, che la fece sua in campagna elettorale, e che doveva essere gestita da una cooperativa terzo settore pubblico-privato, cioè il comune in ogni caso avrebbe avuto il dominio sul servizio. In questo modo invece il comune consegnerebbe a questa azienda, della quale ha già approvato il project financing. Vi faccio solo un numero: il comune oggi introita da 1/10 dei servizi che cederebbe a questa azienda circa 500.000 euro, e il comune accetterebbe da questa azienda solo 185.000 euro di royalty annua. Un'operazione a perdere, allora. Ma Come mai? non è solo un'operazione a perdere, è un'operazione che sarebbe l'ennesimo appalto milionario a scapito della città, a scapito delle tasche degli agrigentini, senza nessun beneficio assolutamente per la città, che influenzerebbe oltretutto non poco l'aspetto economico e sociale della città. Ad esempio, gli stalli cosiddetti strisce blu aumenterebbero a dismisura. Ma guarda, ho i numeri che propongono loro. Le strisce blu diventerebbero da 429 in centro città a circa 2000. Nella stazione balneare agrigentina da 183 ci ridurremmo a 1704. Attenzione, inoltre avremmo il centro cittadino, tutta la zona centro storico della città in ZTL. Significa che per accedere, così come si fa in via Roma a Palermo, devi comunque versare 5 euro per ogni accesso. Una vera batosta per le casse degli agrigentini. Ma guarda, ripeto, non è assolutamente una cosa conveniente, sarebbe l'ennesimo fallimento per la città di Agrigento, anche perché, ripeto, è un'azienda di Piacenza, è un'azienda di Reggio Emilia, possono partecipare varie aziende, mentre se il comune faceva, come avevamo proposto noi, una cooperativa terzo settore, avrebbe effettuato le assunzioni e tutto quello che c'era per gestire questo grande servizio per gli agrigentini. Attualmente il comune quanto incassa e quanto incasserebbe? Si parla addirittura di una perdita di incassi rispetto al comune. Ma perché? Che convenienza avrebbe il comune a fare questa operazione? Quello è il punto interrogativo grossissimo, per il quale noi ci stiamo rivolgendo alla Procura della Repubblica, alla Procura della Corte dei Conti e all'ANAC. Lunedì partirà la nostra missiva da parte del nostro ufficio legale, perché il comune, da dati certi che abbiamo, in questo momento sta introitando circa 500.000 euro, suddivise in 315.000 euro dalle strisce blu cittadine per il 2022, 291.000 euro per il 2021, ma eravamo in pandemia, e introita circa 120.000 euro dal parcheggio pluripiano, che è l'unico oggi parcheggio pluripiano a disposizione del comune, mentre questa azienda avrebbe cugno vela e l'implemento delle strisce blu per 10 La volte. tassa di stazionamento dei pullman entra in questo Assolutamente progetto? no, assolutamente no, ma noi l'avevamo inglobata, perché la tassa di stazionamento oggi al comune produce un centesimo di quello che dovrebbe produrre. Il comune introita circa 80.000 euro, quando invece da studi di settore e contemplati dalla commissione che l'approvò, cioè la mia commissione, la sesta commissione nel 2013 se non erro, avevamo fatto degli studi di settore che avremmo introitato da 800 a 1.400.000. I pullman che arrivano da fuori non pagano la tassa di stazionamento? Assolutamente no, nessuno dei pullman che arrivano oggi nella città di Agrigento, solo un centesimo di quei pullman paga la tassa di stazionamento.